Conosci la leggenda dell'Isola delle Femmine? No? Te la racconto io. C'è un'isola misteriosa a pochi chilometri da Palermo, avvolta da una leggenda che ha attraversato i secoli. Secoli fa, 12 nobildonne turche furono accusate di tradimento e vennero abbandonate su un'isola desolata. Nessuna nave avrebbe mai solcato quelle acque per salvarle. Giunte sull'isola, avvolte da un silenzio inquietante, le donne si trovarono di fronte a un panorama desolato. La terra era arida sotto i loro piedi, il sole splendeva spietato sopra le loro teste e il mare le avvolgeva come fosse una prigione senza scampo. Ma loro non si arresero. Con infinito coraggio e immensa unione, queste donne trasformarono la disperazione in leggenda. Costruirono rifugi con pietre e rami, cacciarono e pescarono per nutrirsi. Per dissetarsi, raccolsero ogni goccia di pioggia che il cielo avaro concedeva. Coloro che dovevano essere vittime divennero col tempo emblemi di resistenza. La loro leggenda, trasmessa di bocca in bocca, divenne un simbolo di sopravvivenza e di coraggio. E tu, come affronteresti una sfida così estrema? Scrivimelo nei commenti. Se ti è piaciuta la leggenda dell'Isola delle Femmine, seguimi, così potrai ascoltare le prossime leggende che narrerò.